un'altra storia da famiglia Valente. Sti anni antichi, io credevo tanto a queste robe che non si parla più. Allora io credevo al boitatà, che italiani che dizia lumetta, io credevo a mula senza testa e tante altre robe, fate. Mi ricordo che mia vicina Maria Breda mi ha detto una volta che quando andava del baile, i tusi gli dizia ai tose che dopo il baile andava a fontana onde catava le fate e che restava là dritti a colare tutta la notte. Questo era proprio per farsi vedere. Ma che era anche tante altre robe che credeva ai fantasmi, che quando uno moria, il segreto di smentegare, di parlare qualche cosa, e tornava in Dio per dire a una tosa che era ancora qua. O magari, quando che era driondare per il mondo della, ma tornava in Dio, ben differente di un co' che tu ti vedi una luz, che vedi un bel giardino. Sti anni io vedeva a zia, io vedeva una sorella morta, io vedeva una nonna morta, e allora mi penso che sia un delirio dei cervelli da che proprio una roba che succede. Ma, infatti, mia nonna contava questa storia che ha toccato un fratello suo di 15 anni, poretto che è morto, de colpo, non ha mai saputo di cosa era. Andiamo a sentire la storia che mio fratello va a raccontare. Questa è la famiglia Valente, che era la famiglia di mia nonna. La nonna Angela Valente, la era fiola di Ioanna Ferro e di Ioanni Valente. E lui stava qua, da rente a rua Marco Mosselli. E contava che havia un fratello che è morto giovane. Ti che te sei la storia meglio, contami. Mi ricordo una sera che sono giù da nonna, sono arrivato e lei era sentata sulle scalini del paiolo. E mi metto sentata lì da una parte di ella e gli ha dato a raccontarmi la storia di un fratello suo che è morto con 15 anni e che ha nome Tony. E già era amorosa e era un bottoso. E era tanto amico con Umberto Sonato. E Tony un dì non le sta bene e era medio molo e non si sentiva tanto bene, ma Stiani quasi che non andava dal dottore. Quando uno stava male sti anni, che toccava restare in netto fino a che guarisse. Stasera lì in casa e ha visto che metti che stasera che non era ben malato, ma lei sta lì che non stasera bene e stasera in netto e su vedo dal letto e passa un par di giorni, Berto Sonato che era suo amico e ha visto che lui si cattava, che lui si vedeva con Tony e le da retto a casa da Tony per se lo vedeva, parlare, vedere qualcosa che non era lì in volta. E allora Tony era in netto. E Berto le da retto in camera e ha detto allora Tony come va? Tony ha detto sto qua, non sto tanto bene, no? E Berto le sta lì un tocco, parlare con Tony e di repente Tony e che ha detto a Berto ha detto tira via che spago che sei lì davanti. E Berto che ha detto qua lo spago, mi non vedo lo spago, che c'è un spago ben davanti qua al letto. E Berto che ha fatto così da qua a mano, non ho già visto niente, non che gli era spago, e quando che Berto ha alzato la mano che ha tirato via spago, Tony è morto. E che ha 15 anni.
e che a volte elas está cosita e non sa neanche da cosa che è morto perché ele está 2 dias sobre o malhar e cosita elas está. Poi toncatore. Che gatto bruta. E così erano. Sti anni tanti morivano, non si sapeva neanche Non partire. sa neanche di cosa. Dovene, tositi. Na volta e anche toda valente e che è un tosatelito, un bambino e che è un anno e la poranona era drio gli aghieri teghe secchi e la era drio tirare fuori i grani di fasui per fare una menestra e sto tosetto e c'era lì intera il gatto per un fasolo e giocava dentro del naso e lì da dentro e sua sorella che attaccava a brincare con ele e il gatto tirava un fialongo e il fasolo lì da dentro e non gli era buono di tirare il fiato, attaccare, stare negro e l'è morto. L'è morto soffocato con un fasolo. E non è morto subito, ma non è a nonna che c'è per attaccare la carretta e si andava in città, ma qui era lì da dentro il ponte del Rio Barigui e tutto è morto soffocato. Il nome Angelino. Grazie a tutti che hanno sentito questa storia e fino al prossimo video. Stammi bene. Che oggi